ha provveduto anche a fornire la risposta a questo quesito. Infatti nella brochure di presentazione leggiamo la grande guerra, ricordare per non dimenticare. Mi sembra che questi due verbi possano racchiudere, ricordare appunto e non dimenticare, racchiudano un messaggio e naturalmente un invito. La nostra civiltà credo si basa essenzialmente sulla velocità e ha il demerito purtroppo di dimenticare tutto o quasi tutto e qualche volta anche di negare quello che è stato il passato. Il passato che al contrario è una grande risorsa alla quale attingere. Vedendo questa mostra fotografica proverà emozioni importanti, vedrà immagini di persone, cose, certamente dai quali certamente avrà anche sentito parlare dai nostri vecchi, perché appunto questa è la grande guerra, la prima guerra. Hanno studiato o studieranno le vicende, per fortuna loro, solo sui libri. Mi auguro che questa mostra ci dia l'opportunità di riflettere su quelli che sono stati gli orrori e gli errori del passato e naturalmente credo che il numero dei visitatori decreterà la giustezza dei motivi per i quali appunto questa mostra è stata allestita. Ora due parole veloci sul professor Eugenio Piccioli, che io ho avuto il piacere così di determinate. La paura, diciamo, quando si organizzano queste cose è sempre quella di trovarsi magari da soli il giorno dell'apertura o che l'iniziativa non sia apprezzata. Io posso dire che non avevo dubbi della riuscita di questa mostra proprio perché è una mostra che è legata alla nostra comunità, sono 80 foto, il 90% di Ceggia, di cui una gran parte inedite, perciò vedrete molto delle cose che naturalmente la fotografia è un'immagine che ci si tuffa dentro e se poi si sogna, diciamo, si rammenta tutto quello che mostra la fotografia. È un veicolo, è stato un veicolo in particolare nel secolo precedente, nell'ultimo secolo, determinante anche per trasmettere i valori. Il collezionismo è una malattia, tra l'altro, che ti prende perché quando trovi il materiale che tu non ce l'hai devi comprarlo assolutamente, e il commerciante che l'hai di fronte dice già che lo comprerai, puoi trattare il prezzo fino a dopo, ma alla fine lo compri e porti casa e scopri e porti casa la storia del paese. E queste 100 foto del nostro comune, della nostra comunità, sono foto di 100 anni fa, tra 3 anni sono 100 anni, e dove si vede veramente Ceggia com'era la tragedia della prima guerra che abbiamo avuto. Insomma, penso di raccontare la guerra del secolo precedente, la più devastante. Ecco, quello che posso chiedere a voi un contributo nel rivolgersi ad amici, parenti che devono venire a visitarla, perché sono un professore che è qui. Stiamo lavorando anche per fare una pubblicazione della prima guerra, inaugurare e visitare la mostra, avevano l'occasione di vedere e poi naturalmente ripassare anche durante questi 15 giorni per vedere foto per foto, perché poi davanti a una foto ci si ferma anche un quarto d'ora, chissà perché, però a volte vedi delle persone ferme, quando fanno un aereo dopo chiudere. Vista l'occasione molto particolare, ho preferito non andare a braccio perché avevo alcune cose da sottolineare proprio per questa ricorrenza. Si sente? Sì. E quindi anche se mi rendo conto che sarebbe bene andare a braccio, però leggo questo intervento. Innanzitutto saluto il professor Eugenio Piccioli e a voi tutti che avete voluto partecipare, così numerosi, all'inaugurazione di questa mostra, ci coinvolgono emotivamente e personalmente. Il 2011, l'anno in cui abbiamo celebrato i 150 anni dell'Unità d'Italia, è stato importante per porre al centro dei nostri doveri quel fondamentale patrimonio che è la storia di un paese e di un popolo. Poi, in questo 2012, con la presentazione di 2 libri di testimonianze di 2 nonni che hanno accettato di raccontare il dramma dei campi di concentramento e di lavoro, il primo il 27 gennaio, Padre Eterno, se ci sei, mi devi chiedere perdono, scritto in collaborazione col Centro di Documentazione Storica e Sociale
Leopoldo Gasparini da Alessandro Fantin, nipote del protagonista Luciano Battistoni. La trasformazione di un territorio e il cammino di una comunità. Osservando queste foto, queste preziose testimonianze, si recupera il senso autentico della storia, che è il racconto di vite vissute. Basterebbe solo il confronto tra ciò che è oggi il nostro paese e ciò che noi siamo, con queste immagini e ciò che esse ci raccontano del passato, per comprendere la tragedia di una guerra e il fatto che la guerra è sempre una sconfitta. Certamente ci sono molti momenti in cui non ci si può sottrarre questo tragico epilogo, come lo è stato in occasione della lotta contro il nazifascismo. Eugenio Buccioli, grazie. Dopo gli elogi di Mariangela e di Fernando Cerotto devo dimostrare di meritarli. Se non riesco a farlo vi prego fin d'ora di scusarmi. Ringrazio entrambi, ringrazio il sindaco Beraldo per avermi invitato alla presentazione di questa mostra. E sono contento di essere qui anche perché io sono di Pievon e Pievon è un tiro, diciamo, di schioppo quasi da Ceccia, anche soprattutto che è comune ed era parlata della sinistra piana. Poi tra l'altro io a Pievon vengo dal Valentino, che Valentino poi è una frazione, c'è una frazione, una parte di Pievon che deriva il nome proprio dal fatto di passare accanto, vicino al canale, perché deriva, come ho trovato nei registri, quasi, parliamo di Napoli, vedendo singolarmente i motivi esposti, ma siamo qui per parlare appunto della mostra. La mostra è già stato detto, una mostra è qualcosa che appunto mostra, qualcosa che fa vedere la mostra, ci dice anche la mostra una esposizione, qualcosa che espone. Per questo suo modo di esprimere delle cose magari tante volte dette con termini particolari e complicati, mentre lui ci ha avvicinato a una parte della storia, una parte di quello che andremo a vedere con estrema semplicità, pur senza svilire il significato. Ecco, io direi allora che possiamo accomodarci in quella che è la sala mostre e dove continueremo con le spiegazioni del professor Buccioli. Grazie. Fernando, vuoi dire qualcosa? Allora adesso entriamo dalla parte della biblioteca davanti, di fronte alla chiesa, per cominciare la mostra. La mostra inizia, appena detto, a sinistra, poi si gira attorno, poi si va al piano superiore e si gira attorno. Normalmente questa mattina sbircerete, come si dice con le foto, ci vuole calma e pazienza per vederla tutta e anche apprezzare il senso della
giusto per... No. Così stiamo a sentire quanto appunto prima lui ci aveva promesso di indicare. Sì. Dalla storia, i monumenti, farci spogliare nei piani direttori. Non sono se fossimo più umani, umani più uomini, Ci dimentichiamo. allora Più si sale, più si dimentica, adesso prima. Anzi con l'invasione hanno scoperto che c'è anche l'inverno, per quello non si parlava, è stata l'invasione, quindi si sapeva niente di Veneto. Il Veneto fotografico è il Veneto di guerra, cioè le fotografie, gli austriaci oltre a qua hanno inventariato il territorio, hanno fatto migliaia e migliaia di fotografie, forse più di 10.000 fotografie, ma perché?